Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale, sbagliato Zagor MTT, va davanti UFO Gius SM con Vamos OP che potrebbe accodarsi ma insiste nella sua offensiva e va all'attacco di UFO Gius che dopo 200 metri di gara lascia sfilare l'avversario che guida quindi dopo 300 metri. Vamos OP su UFO Gius SM, terza posizione per Eclair Magic, ancora Avi Kachak SM, via via tutti gli altri capeggiati da Caravaggio Griff. E CCSM Più indietro c'è Countdown C che precede Today Winner Font, squalificato invece Zuveti CCSM, fuori corsa anche Zagor MTT. Intanto primi 600 metri completati dalla testa in 47,5. All'esterno ha spostato Eclair Magic. Eclair Magic va a coprire UFO Gius SM, Avi Kachak SM a contatto, poi Caravaggio Griff. Se ne vanno gli 800 con Vamos OP che continua a guidare 1 e 2 per gli 800 iniziali. Eclair Magic all'esterno, ora anche Avi Kachak SM sposta al largo e va in scia. Completamento del chilometro con Vamos OP che lo percorre in 1:17,1. Secondo passaggio davanti alle tribune, Vamos OP in vantaggio sulla pariglia formata da UFO Gius SM e Eclair Magic, poi Avi Kachak, Caravaggio Griff, più indietro Today Winner Font e ancora Countdown C. Questi superstiti dopo gli errori degli altri due concorrenti. E siamo ormai al paletto dei 600 metri finali. Eclair Magic retrocede leggermente e poi torna su UFO Gius e prova a riportarsi su Vamos OP, è seguito da Avi Kachak SM, poi Caravaggio Griff. 400 alla conclusione, Vamos OP in vantaggio, Eclair Magic e Today e UFO Gius sempre alle prese con Avi Kachak a contatto, poi Caravaggio Griff che sposta, ma confonde l'andatura. Intanto ingresso in addirittura d'arrivo con Vamos OP in vantaggio 9, Caravaggio Griff, e inseguito da UFO Gius SM, Avi Kachak a centropista. Finale con Vamos OP che si mantiene in vantaggio. Vamos OP su UFO Gius SM, Avi Kachak SM al terzo che batte Eclair Magic. La vittoria quindi per Vamos OP e Simone Mollo in percorso di testa. Replay della vittoria di sabato scorso nella Tris Quarte Quinte, 1:15,6 sul doppio chilometro con partenza da fermo. Vince Simone Mollo con Vamos OP, ancora il training Andrea Vitaliano e la connection con Vincenzo Vitaliano, che è ovviamente il figlio di Andrea e che è proprietario di Vamos OP. Raddoppio quindi in famiglia anche questa sera. Un bel primo piano per Vamos OP che vince ancora bene su UFO Gius SM, che lo fa spendere in partenza, poi in arrivo tenta la rivalsa ma è respinto e quindi è costretto ad adeguarsi secondo. Giuseppe De Filippis che quindi consolida il suo primo posto in classifica. Terzo posto invece per Avi Kachak SM con Roberto Vecchione che prende altri 3 punti.